Sono Roberto Lazzaretti, 48 anni compiuti, sono residente a Ceregnano, sono artigiano, ho 2 figli grandi, ormai evoluti, sono consigliere comunale di maggioranza del comune di Ceregnano, mi candido per il partito della destra di Storace, sono nella lista del Senato anche se in ultimo posto, ma per la causa dobbiamo assolutamente impegnarci tutti. Sicuramente mi batterei per un cambiamento di mentalità, credo sia necessario per il nostro territorio, per la vocazione stessa che il nostro territorio ha, cioè agroturistico. Abbiamo sicuramente delle eccellenze da portare, dobbiamo fare assolutamente squadra, non con associativismo, perché è quello che a mio modesto parere ha creato la paralisi del Polesine. Dobbiamo smettere di ritenersi terreno di conquista, quindi alzare la faccia e fare una programmazione seria per il nostro territorio. Le 5 cose che riusciremo a fare per l'Italia è minimale e riduttivo, però credo che in principio ci sia la sovranità monetaria, non solo monetaria, ma una forte azione di giustizia sociale. Terza cosa, secondo me, è necessario e indispensabile proteggere le piccole e medie imprese, perché oggi ci troviamo in una situazione che imprese dell'Est Europa stanno. Se dovessi essere eletto, sicuramente mi batterei per un rinnovamento completo dello Stato sociale e del nostro welfare. Colgo anche l'occasione per dire mi batterei sicuramente fortemente, visto l'allarme lanciato dalla nostra magistratura locale, di impegnarmi attivamente con il segretario nazionale Francesco Storace a vedere di migliorare l'organico che ci sono nei nostri tribunali, perché uno Stato civile lo si vede anche dal tipo di giustizia che si fa sul territorio. Credo inoltre che si debba comunque ritenersi sovrani e non tanto padroni a casa nostra, ma la sovranità del nostro popolo è fondamentale. Grazie.